Allora, eccoci qua, siamo tornati in diretta, ingegner Segafredo, ma abbiamo continuato a discutere nella pausa pubblicitaria. Allora, dicevo prima del break del disastro del Vajont, un disastro che ha avuto un'importanza notevole proprio nello sviluppo, certo, anche della ricerca poi della produzione elettrica, no? Per quale motivo? Spieghiamolo ai telespettatori. Beh, allora ha avuto conseguenze fortissime sull'orientamento delle tecnologie per la produzione dell'energia elettrica. Tutti i progetti si sono fermati, tutti. La domanda di energia elettrica il Paese ha dovuto soddisfarla attraverso l'unica altra fonte che allora si conosceva, cioè la fonte fossile, carbone, di cui c'era già un po' di esperienza, perché Marghera Carbone nasce tra le due guerre, i gruppi piccoli, però principalmente attraverso l'uso del petrolio, l'olio certo, combustibile, perché le caldaie costavano meno e gli impianti si realizzavano più velocemente ed erano anche più flessibili nella logistica e nella dislocazione sul territorio, perché gli impianti dovrebbero nascere il più vicino possibile ai luoghi di consumo dell'energia elettrica, perché il trasporto costa sia in termini economici, perché le linee costano, ma costa anche in termini di rendimento elettrico, quindi ci sono le perdite elettriche. Certo, allora... Quindi influenzò la scelta energetica, si deve dire, cioè morì di fatto l'idroelettrico e l'Italia fece la scelta del termoelettrico. Certo. Allora abbiamo preparato un contributo che proporrei appunto ai nostri ospiti e a voi che ci seguite da casa. Vediamo. Un boato, acqua dappertutto e poi un silenzio infinito. Il più grande disastro ambientale mai accaduto al mondo provocato dall'uomo. Ma perché? Si sapeva, ma perché? Hanno ammazzato 2000 persone e hanno rovinato la vita di chi è rimasto. Queste scene non le puoi dimenticare. Quello che tu vedrai è uno spettacolo orrendo che non hai mai incontrato ed è effettivamente quello che ho visto arrivando a Longarone. Non ci si torna molto volentieri. Io ricordo, se chiudo gli occhi, queste voragini. Siamo sempre partiti dall'idea di avere di fronte un movimento di frana molto contenuto. Quella era una delle ipotesi. Mi hanno detto che la situazione non era grave e mi hanno anche pregato di non creare falsi allarmi. Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, il Tribunale Penale dell'Aquila ha pronunziato la seguente sentenza. Penale. Io ricordo ancora la gente che alla radio ascoltava la notizia e veramente incredula. I responsabili di questa immane sciagura chi sono? Mi sono posto molte volte la domanda, senza trovare una risposta nei fatti, se la lezione del Vajont
sia servita a qualcosa o no. Insomma, ecco, Chi ha memoria? Settimo, hai memoria? No, sì, si rimane senza parole. Io, come molti ancora della mia età, si ricordano di quello che è successo. Io poi ho avuto anche una personale coda, che ho avuto una mia collega di lavoro per alcuni anni, tra l'altro una persona molto per bene, che è la figlia di uno dei progettisti. E questa crocetta niente, lei capivo che si portava dietro un macigno, ragazzi, che era... Università di Padova. Sì, Università di Padova. E qui vedi, che ha firmato si vede quando Segafredo l'aziendalismo eccessivo cessa. Quando qui c'era l'obiettivo di produrre energia presto, perché ormai i tempi erano maturi per la nazionalizzazione, bisognava anche poi guadagnarsi. E quindi più che si vendeva, meglio era. No, una cosa tremenda, bisognerebbe far vedere spesso questi film, certo. Come bisognerebbe far vedere spesso anche le riprese che vengono dimenticate di alcuni grandi incidenti autostradali, e non solo quest'ultimo di Genova, Sì. Penso a quello di Avellino, eccetera. Alcuni di questi fatti andrebbero ogni tanto ricordati, sì. Perché altrimenti se noi ci lamentiamo dell'invasione politica, dell'invasione sociale e così via. Invece non bisogna mai dimenticare, sono cose sconvolgenti. Ecco. La sua visione di quel momento terribile che è passato l'Italia, a memoria? Al Liceo Benedetti. Sì. Quella cosa lì si sconvolse proprio anche noi, eravamo ragazzi, insomma, 15 anni, 16 anni. E molti di noi anche hanno cominciato a raccogliere soldi, a mandarli attraverso le parrocchie, eccetera. Naturalmente non c'era il ragionamento a quell'età e in quei momenti sulle responsabilità, sono venuti fuori molto dopo queste cose. All'inizio si pensava solo alla tragedia e qualcuno scrisse anche queste, credo che le peggiori cose scritte da Buzzati sia proprio quelle sul Vajont, insomma, no? Io mi vergogno per quello che ha scritto allora sia lui sia altri. Però ci fu un giornale che... Persino Giorgio Bocca scrissero delle cose immonde. Sì, però c'è qualcuno del giornale dell'Unità che parlò. E Tina Merlin invece l'aveva detto da prima e poi aveva vinto un processo. E cioè per diffamazione. Per diffamazione a Milano. E diffamazione della società. Della SADE. Della SADE. La denuncia. E non successe niente, continuarono, e Semenza continuò a rompere le scatole, a dire che quel TOC lì non sarebbe mai sceso, e suo figlio ruppe con lui. Il figlio di Semenza, il geologo, ruppe col padre e ruppe pesantissimamente perché riteneva che suo padre fosse un assassino, ed è stato così. Ingegnere Segafredo, a memoria o a notizie di come è andata quella vicenda? Non diretta, ma troppo giovane. Ho conosciuto persone, ero giovane, sì, non lavoravo ancora, però ho conosciuto persone che hanno vissuto la stagione di quel cantiere e ho avuto modo di capire che cosa significava per chi ci lavorava, sentimenti nobili ed importanti, e quale tragedia anche da un punto di vista non solo umano ma anche professionale poi ha costituito questo fatto. Però quell'invaso era stato fermato.
No, non era stato fermato. Allora, quell'impianto, io ovviamente condivido tutte le cose che sono state dette di fronte a quello che è successo. Insomma, c'è sempre da rimanere freddi e riflettere sui limiti della nostra umanità, anche quando si esprime nella forma della tecnologia, della conoscenza tecnica. Siamo sempre limitati. Dicendo, insomma, mutuando dalla teologia, insomma, siamo sempre figli del peccato, cioè siamo limitati nelle nostre cose, non siamo capaci di far nulla di perfetto, siamo bravi ma sempre imperfetti. Io però ho avuto modo di vedere molte carte di questa tragedia e mi rendo conto che dico una cosa forte, nel totale e assoluto rispetto di tutti i sentimenti e certamente nel rispettare la memoria di tutte le persone che hanno perso la vita e che hanno sofferto. Questo impianto, che conobbe un processo di progettazione molto lungo, prima del conflitto, prima della seconda guerra mondiale. Tutte le indagini geologiche Boato furono fatte tra le due guerre, quindi anche nel 37-36. Sì. Poi anche durante la guerra furono continuate e dopo ci fu la pausa del 43-47 e dopo furono ripresi i lavori perché le risorse del piano Marshall andarono dove c'erano progetti. Aiutarono? Sì, beh certo. E la logica economica, anzi la logica tecnica era estremamente affascinante e anche molto interessante. Era quella di, con i ragionamenti di allora e con le conoscenze di allora, ma anche con le fonti energetiche possibili allora, si pensava di realizzare un'asta che intubava in pratica come si chiama dal Boite all'altra valle, e intubando l'acqua il bacino del Vajont doveva servire da grande serbatoio di modulazione per poter poi avere in Soverzene la grande centrale con un serbatoio immenso d'acqua, il Santa Croce e il Vajont, per destagionalizzare la produzione di energia elettrica necessaria per l'industria veneta, insomma, principalmente. Cioè, quindi diciamo che d'estate c'era poca acqua, quindi c'era difficoltà. Bravissimo. E anche d'inverno con il freddo c'è poca acqua. Esatto. Se io ho grandi serbatoi riesco a produrre sempre, supero le fasi di magra. Evidentemente le indagini geologiche non erano state fatte nel miglior dei modi, però ecco, io credo che meriti rispetto la fase di riflessione e di studio precedente alla tragedia. L'Enel, perché l'impianto fu costruito dalla SADE, la tragedia purtroppo successe nel periodo, pochi mesi dopo che era nata l'Enel. Però ma la diga non era stata ancora venduta? No, lo dico da giornalista. Io avevo fondato Studi 2000 e lavorava anche Rodolfo Bettiolco e feci un'indagine in questo giornalino, naturalmente di giovani apprendisti stregoni, e l'Enel non era stata ancora... probabilmente perché l'impianto non era ancora entrato in servizio, ecco, non poteva, era stato collaudato, non poteva essere venduto. Sì. Però l'Enel era già dentro alla gestione della crisi precedente alla disgrazia e erano stati coinvolti i più grandi esperti di frane del mondo.
e le riflessioni e le conclusioni a cui erano arrivati erano, diciamo, per le conoscenze di quelle persone, ma c'era un australiano, un canadese, un austriaco, veramente i massimi esperti di frane del mondo. Ipotizzavano per quella grande massa, perché avevano capito che la frana avrebbe avuto quelle dimensioni. E lo svasamento aveva il significato di liberare volume affinché la frana, che non poteva, secondo gli studiosi, cadere con tempi inferiori ai 3-4 minuti, visto la dimensione di milioni di metri cubi, riempisse il lago ma non tracimasse nemmeno una goccia d'acqua. Questo era, gli studi erano arrivati a queste conclusioni, l'impianto si doveva perdere, il bacino... C'era un francese, allora, c'era un francese che ha scritto un libro che diceva, che aveva scritto un libro in quegli anni, le catastrofi naturali sono prevedibili, che diceva esattamente invece il contrario. Io non mi ricordo il nome di questo francese, ho a casa il libro. Poi successe che la frana ebbe tempi inferiori al mezzo minuto, quindi fu... ma anche se fosse stata di 5 minuti, vi garantisco che era la l'acqua non sarebbe uscita. Allora, partiamo da un concetto scientifico. La diga fu fatta decisamente più alta di quello che è prevedibile per una diga di contenimento dell'acqua, perché in previsione della frana l'onda non avrebbe potuto superare la diga, prima cosa, quindi era previsto. Sui tempi sulle previsioni di questa frana ci sono varie versioni. Fu accolta la versione più ottimistica e diciamola in buona fede. Dagli atti io ho visto che fu accolta la tesi più severa. Io le accetto i suoi atti, però io le dico che quelle persone sono state tutte assolte perché gli atti non c'erano più. Allora poi andiamo... Mi scusi. Gli atti sono tutti negli archivi dell'Enel. Sì, salvo quelli che mancano, mi scusi. Salvo quelli che mancano, difatti se il giudice istruttore ha chiesto gli atti non li ha avuti, perché sennò sarebbe venuto fuori. La diga era ferma, il riempimento non era fattibile e chi l'aveva prodotto, ha costruito la diga, aveva dei grossi dubbi. Chi tira fuori dalla... Allora, la Save viene venduta all'Enel, però dice non possiamo noi comprare anche la diga e il bacino, perché non è collaudato. È una prassi normale di mercato. Certo, quindi questo un pochettino mi dà ragione, ma proseguo, no? Allora, non è stata collaudata, quindi tiene quella parte della Save, viene tenuta in sospeso. Tu la collaudi, poi quando l'hai collaudata ce la consegni. Allora non c'era la possibilità di contestare, bisognava nazionalizzare, si prendeva il buono e il cattivo perché sennò sarebbe stata una guerra. Allora, le conferenze che io ho assistito da 62, 63, 64 all'Antoniano di Padova diceva i comunisti sono entrati dentro il governo e c'era tutto meno che quello. Quindi c'era un'onda, diciamo, di trattenimento in questo senso. La diga non poteva essere venduta, sarebbe stato un reato, no? Sarebbe stata incolpata l'Enel di aver comprato una cosa che non funziona. Allora voi la fate funzionare, fate il collaudo, non la fate funzionare, fate il collaudo, dopodiché la vendete. Allora il problema è facciamo in fretta perché la riempiamo, la svuotiamo ed è collaudata. Questo è il meccanismo. Ma non avvisano la popolazione del rischio, non avvisano nessuno e il rischio c'era e tutti lo sapevano e tutti dicono, compreso quello che abbiamo mostrato prima, uno dei direttori che dice lei non sparga voci perché sennò crea una situazione negativa, devi stare zitto.
Guardi, mi scusi, dopo le lascio tutte le risposte così ha tutta la visione della situazione. Allora, cosa succede? Succede che bisogna riempire la diga con l'acqua, poi bisogna svuotarla il più presto possibile, perché se io la lascio lì è più facile che ci sia con il bacino pieno, se viene giù la slavina, allora l'acqua sicuramente supererà la diga. Quindi se riempio, sono arrivato al colmo, incomincio a svuotarla, è proprio nello svuotamento che avviene il disastro. Per quale motivo? E questo lo può chiedere a qualsiasi geologo. Quella massa non è una roccia, è una morena. Cioè vuol dire che il ghiacciaio che c'era nell'epoca della glaciazione, piano piano, come tutti i ghiacciai, creano le morene, cioè risulta di sassi che si accumulano. Quella non è stabile, e non è stabile nella misura in cui è appoggiata a una parete liscia di roccia. Quindi quando riempiono il bacino, l'acqua si infiltra sotto tra la roccia e la morena. Ma fino a quel punto, e non solo, i sassi per ragione diminuiscono la pressione perché hanno una spinta di sollevamento, ma fino a qua ci regge, no? Il problema è quando svuotano il bacino. E lo svuotano, cosa vuol dire? Vuol dire che l'acqua che corre tra la morena e la parete di roccia, no? Crea uno scivolo, ed è il momento in cui succede il disastro. E il disastro è tale per cui comunque è talmente grande, perché non era neanche previsto la quantità pensavano che fosse molto più piccola, e invece era molto più grande, e le carotazioni non sono state fatte a dovere, perché ne abbiamo contezza che le carotazioni sono state fatte in maniera approssimativa, e solo all'ultimo momento, quando la diga era già stata fatta, fanno le carotazioni, e vengono dalla Francia e vengono da altre parti e dicono, ma dice, proviamo, speriamo che me la cavo. Il risultato è questo. Allora poi cosa succede? Questo è il dramma più grosso. Le persone non vengono rimborsate. Si fa un processo all'Aquila, non si capisce perché all'Aquila, e non si fa a Venezia, o non si fa a Belluno, con la gente che ha sofferto, e vengono assolti quasi tutti. Qualcuno, insomma, viene una vittima, qualcuno viene condannato a qualche anno, ma poi non se lo farò. 5 anni, poi diventano 2. Come? 5 che sono diventati 2 perché era infermo. Sì, poi nelle ricorsi, eccetera, eccetera. Quindi praticamente abbiamo distrutto 5 o 6 o 7 paesi, 2000 persone che sono morte. La responsabilità non era di nessuno, e questa è stata la cosa più grave, che ha dimostrato che in quel momento le aziende erano ancora fascistizzate, comandavano loro. Guardi, io condivido quello che dice lei, però le congetture fatte con ciò che si conosce dopo, quel giorno c'è stata una riunione nella prefettura di Belluno con il capo del Genio Civile, tutti questi esperti di frane e altri tecnici, perché la frana ormai era risaputo che ci sarebbe stata, anche nel volume preciso. Tanto è vero che l'Enel aveva 37 persone sulla parete che rilevavano i movimenti di questa famosa M. E l'oggetto della riunione era evacuiamo oppure non ci sono motivi per avvisare la popolazione e organizzare l'evacuazione. La riunione si chiuse verso le 6:30 di quel pomeriggio con la risoluzione di questo gruppo di lavoro, prefetto, capo del Genio Civile e altre persone, con la decisione di non procedere all'evacuazione perché non c'erano gli estremi. Ecco, io non posso pensare che, rifiuto di pensare che gente adulta possa arrivare a queste conclusioni con leggerezza.
se ci fossero stati segnali così chiari come dopo si sono ricostruiti, penso che un tecnico non si sarebbe assunto la responsabilità di chiudere una riunione rinviando l'evacuazione della popolazione. Credo che si sia costretti ad ammettere che le nostre conoscenze sono sempre molto limitate e che quando si interviene in questo tipo di opere bisogna esercitare l'umiltà attraverso supplementi e risupplementi di indagini e di riflessioni. Sì, ma se uno ha un dubbio, non mette un rischio così elevato migliaia di persone, per cui mi scusi, il minimo che possiamo dire o lo erano o lo facevano, ecco, perché sennò quello che è successo e io non vorrei avere parenti, a parte che quella sera con i miei genitori stavo andando a Cortina. Mia madre, che è sempre la persona che aveva le grandi intuizioni, dice: perché partiamo così tardi, che poi arriviamo tardi a Cortina? Partiamo domani mattina molto presto. La mattina dopo hanno detto state a casa e sono passati, siamo andati a Cortina un mese più tardi, ecco. No, purtroppo Settimo, rapidamente, perché abbiamo la pubblicità. I dubbi c'erano ed erano stati screti, solamente che tra i dubbi che c'erano e l'opinione pubblica che si muoveva e gli interessi che erano contrapposti, nel dubbio e si è scelto l'interesse. Aveva ragione Cicerone, cui prodest. Ecco, nel dubbio i dubbi c'erano e nel dubbio si è deciso di servere la parte più forte, questa è la verità. Certo. Ed è responsabilità di carattere politico, scientifico, perché qui erano coinvolte due grandi facoltà, anche l'Università del Padova, di geologia e ingegneria, esperti, però alla fine, dovendo fare la scelta con un dubbio incombente, la scelta viene fatta lasciando da parte il dubbio e altro che pro reo. Il dubbio è stato proprio pro reo. Questo è questa impressione, Segafredo, nell'opinione pubblica è fortemente radicata, e non solo nell'opinione pubblica, ma anche quelli che sono stati operatori di politica all'epoca o erano presenti o che hanno a che fare con avuto a che fare con il problema adesso non si sapeva, ecco. Ma il rimborso non è stato fatto, il aiutare le persone che erano rimaste e tutto il resto non è stato fatto, e questo però si sapeva. Professore, hanno fatto una cosa diversa, nel senso che hanno fatto una serie di interventi, per esempio inventando un'area industriale dove come in tutte queste cose poi qualcosa rimane e qualcosa sparisce. Certo. Io ho dovuto seguire successivamente, anche quando ero amministratore, poi la crisi di alcune di quelle aziende che erano state portate lì, come sempre succede. La gente comune però è stata abbandonata. Questa è la sostanza delle cose. Allora, con questa affermazione di Gottardo diamo spazio alla prossima parte della trasmissione. Certo, allora grazie a Settimo Gottardo, già sindaco di Padova, grazie a Michele Boato dell'Eco Istituto Veneto, Alex Lander, e grazie all'ingegnere Matteo Segafredo, ex dirigente dell'Enel, per essere stati con noi. Adesso andiamo in pubblicità, però torniamo subito e parleremo ovviamente anche questa sera della pandemia, del Covid, dei vaccini, per capire a che punto siamo, quanti italiani dovranno vaccinarsi una volta che sarà disponibile il vaccino, ma ne parliamo tra poco.